con il pareggio 1-1 la sfida tra Don Carlo Mitimeri e Marsalas, poi con mister Bruccoleri lo salutiamo e partiamo subito con la prima domanda. Dopo 3 minuti, gol subito, quanto ha influenzato il resto della gara? Ma il gol subito è da rivedere, perché penso, anche se noi abbiamo fatto un errore grossolano, una grande ingenuità, però penso che Guè abbia fatto già fallo su Petrucci. Però è chiaro, è stato bravo il ragazzo, si è incognato, ha fatto gol e ha giocato solo davanti al portiere, non è stato molto difficile. Poi per il resto abbiamo battuto, diciamo, tenuto botta per 47 minuti, giocando alla pari, viso aperto, è stata una bella partita. Mm, Non c'è stato tatticismo da entrambe le squadre. Abbiamo, diciamo, interpretato una gara importante come l'hanno fatto pure loro. Al secondo tempo è chiaro che loro magari volevano chiudere la partita e noi siamo stati là tenendo botta, per cui penso che alla fine il risultato del pareggio è stato giusto. Magari se vorrei aggiungere che alla fine, negli ultimi 5-6 minuti, abbiamo avuto però l'occasione di poter chiudere la partita noi, se fossimo stati più cinici. In settimana avete vinto contro il Casteldaccia, una trasferta importante. Quanto pensa che questa partita possa anche aver influenzato un po' sulle gambe i suoi giocatori, al netto che comunque fino al 90° battagliavano su tutti i palloni? Ma questo sinceramente noi abbiamo fatto domenica, mercoledì e domenica, sono 270 minuti. Se tengono la botta per 270 minuti significa che i ragazzi stanno bene, lo stanno dimostrando, stiamo facendo un cammino importante e sono contento per il lavoro che stiamo facendo. La prossima partita è molto molto importante contro la prima della classe, contro l'Athletic Club Palermo. Le chiedo come la preparerà in settimana, se la preparerà magari in maniera un po' diversa rispetto alle altre, vista la potenziale formazione contro, o se invece farà sempre come ogni gara. Queste sono gare da preparare, trovando la motivazione di ogni singolo giocatore che va in campo. Noi sappiamo benissimo che l'Atletico di Palermo insieme al Gela sono due corazzate importanti, due squadre, due società organizzate che stanno facendo il possibile per andare in Serie D. Sappiamo benissimo che è una squadra che deve per forza vincere il campionato. Non penso che non ce la prepariamo sgombrando tutte le perplessità e le incertezze che ogni giocatore si può portare dietro, giocando con una grande serenità mentale. È chiaro che affronteremo a viso aperto, diciamo, l'Atletico Palermo. Adesso in chiusura, l'ultima domanda, una curiosità, l'uscita dal campo al minuto 40 di Martorana, cosa è successo? Martorana ha causato un problema fisico, per cui a livello precauzionale ho preferito di sostituirlo, e chi è entrato penso che ha disputato una grandissima partita.